Gli appuntamenti di giovedì 6 febbraio. Dalle 9 alle 13 all'Auditorium di Largo Pesagna Chiavari si terrà l'incontro organizzato dall'Associazione contro le mafie Libera per gli studenti del Tigullio con Margherita Asta, figlia e sorella di vittime innocenti di mafia nella strage di Pizzolungo, che porterà la sua testimonianza. Per il sesto appuntamento della Sagra della Mimosa a Pieve Ligure, sul piazzale di San Michele, alle 15:30 avrà luogo il quinto concorso gastronomico per dilettanti, la Casseruola Gialla, organizzato dall'Associazione Culturale Golfo Paradiso, Circolo Parrocchiale Michele Massone. Per iscrizioni e informazioni contattate il numero 349 744 3526. Al Teatro Ivo Chiesa di Genova sarà possibile assistere alle 19:30 all'ultima messa in scena dello spettacolo L'uomo più crudele del mondo. Regia di Davide Sacco e due volti conosciuti come attori Lino Guanciale e Francesco Montanari. Alle 20:30 al Cinema Columbia di Ronco Scrivia si terrà la proiezione del docufilm Fiori sottopelle di Camille Gallici, che racconta le storie di tre donne coraggiose che affrontano patologie oncologiche. Di seguito ci sarà un incontro, una parrucca per amica per discutere della qualità di vita delle pazienti oncologiche e di alcune iniziative a supporto. Alle 21 al Teatro Comunale di Sori sarà possibile assistere all'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, che inaugura un nuovo genere, il Graphic Novel Theater, grazie alla collaborazione tra il drammaturgo Francesco Nicolini e l'illustratore Andrea Bruno, regista Giuseppe Marini e interprete dell'Oreste Claudio Casadio. Alle 21 al Teatro Politeama di Genova sarà possibile assistere alla nuova produzione musicale Voglio vederti danzare, dedicata al cantautore italiano Franco Battiato.